Mentre si cerca ancora il tunisino che lunedì sera ha accoltellato un connazionale di 33 anni operato d'urgenza all'ospedale All'Angelo per ferite multiple tra torace e addome, a Mestre nelle scorse ore si è consumata l'ennesima aggressione. Un cittadino egiziano è stato prima fermato, minacciato e poi aggredito anche con pugni al volto. A sorprenderlo mentre passava con il suo monopattino elettrico per il parco di Villa Querini circa 3 soggetti. Il loro intento era rapinarlo pensando forse che dentro lo zainetto che portava sulle spalle ci fosse del denaro o preziosi. La vittima, divincolatosi, è riuscita a scappare con il monopattino fuori dal perimetro del parco, trovando una volante della polizia a cui ha raccontato l'accaduto. Il cittadino egiziano, tornato sul luogo preciso dell'aggressione con i poliziotti, ha visto passeggiare i suoi aggressori identificandoli. Al momento della perquisizione uno di due tunisini aveva con sé dosi di cocaina e hashish. L'uomo, un 38enne senza fissa dimora, è risultato avere diversi precedenti specifici alle spalle. Era uscito dal carcere solo in primavera e aveva bivaccato per Mestre fino all'arresto delle scorse ore. Comparso davanti al giudice, il suo arresto è stato convalidato, esasperati i residenti della zona. La situazione è impossibile, cioè per chi ha figli e vive qui è una situazione impossibile. Io non posso più passare attraverso il parco e a me dispiace perché io vivo qui da quando sono nata e sto cercando di cambiare città. Ci passo sempre su questo parco perché vado in piscina, passo 2 volte all'andata e al ritorno. Non lo sapevo dell'aggressione, ma questa è una zona un po' particolare. Così è. Se non mettono un servizio comunale che accoglie i ragazzi che ci sono, la vedo dura. Un monito alle istituzioni affinché venga incrementata la sorveglianza nella zona. Il parco è impraticabile e purtroppo non si tratta di non accoglienza, ma si tratta che ci vorrebbe una vigilanza continua. I ragazzini che passano e vanno a fare sport e che vedono tutti i giorni gente che si riscalda l'eroina, che se la fuma, cioè non è possibile. Un pericolo per i ragazzi e gli anziani che attraversano il parco per andare a scuola, fare la spesa o andare a fare sport. E anche alle 4 del pomeriggio ci sono i bambini che vanno a fare sport al centro di Via Olimpia e ci sono i tossici che si iniettano eroina o la fumano. È veramente assurdo che nessuno si renda conto di quello che stiamo vivendo in centro a Mestre. C'è una tale insofferenza sociale che veramente sfocerà in una protesta.